E allora eccoci qua con il nostro appuntamento settimanale con il Memento. Questa sera, come dicevo prima della pubblicità e prima della sigla, parleremo di inquinamento, dell'inquinamento delle falde nell'Alto Vicentino e non solo nell'Alto Vicentino, ma parleremo anche di grandi opere, degli effetti ambientali, delle ripercussioni ambientali della pedemontana. Ermanno, poi parleremo anche di vaccini. Di vaccini, no? Perché è un problema che si ripete e soprattutto un problema talmente complesso che spesso non si capisce nella sua importanza e nel suo dettaglio. Certo, si fa spesso di tutto un'erba un fascio e invece non è così. Certo, allora abbiamo con noi ospite Marina Lecis, buonasera, consulente ambientale, vicepresidente ISDE Veneto, sono i medici per l'ambiente, corretto? Ecco, con lei abbiamo anche un'amica a quattro zampe, Milù, che eccola qua che la vediamo, che ci fa compagnia in questo spazio. Allora, io dicevo la questione dei PFAS, l'inquinamento delle falde acquifere dell'Alto Vicentino. Allora, ci sono delle novità perché l'azienda, la Miteni, che viene ritenuta, diciamo così, il punto di partenza dell'inquinamento, è fallita. Sì. È fallita, quindi qui si rischia di rimanere col cerino in mano. Cosa sta succedendo? Sì, allora in questo momento vorrei accendere un focus subito, perché all'inizio sono le cose più importanti, no, che si dicono. E quindi vorrei che il Tribunale, non solo io, perché lo chiedono a gran voce soprattutto i dipendenti, i 121 operai, certo. E tutte le mamme dei PFAS lo chiedono a gran voce, che il Tribunale del Fallimento e la Procura, che si occupa ovviamente della parte dell'indagine penale, possono vigilare attentamente su questa fase delicatissima. Quindi io vorrei un bel riflettore puntato sulla Miteni e che il Tribunale del Fallimento e la Procura abbiano veramente a cuore questa situazione gravissima. Ecco, io dicevo c'è il rischio che si rimanga col cerino in mano alla fine, no? Esatto, perché si è sempre detto che inquina paga, però qui chi paga? Esattamente, dovrebbe pagare la Miteni, perché sappiamo che è stata lei ad inquinare la falda sin dal 2013, ma addirittura da molto prima. E qui vi do una notizia importantissima che è stata pubblicata su Vicenza Today dal giornalista Marco Milioni, il quale ha scoperto delle carte molto importanti, della documentazione appunto in mano sua, ma non solo. Praticamente dal 2005 si sapeva già della Miteni, si sapevano già di queste sostanze e di questa tipologia di inquinamento. Lo sapeva il Genio Civile, lo sapeva ARPAV, lo sapeva il sindaco di Trissino, che è il comune che ospita questo impianto. E quindi lo sapeva la Regione Veneto, e ci sono delle carte che parlano. Ovviamente io cito la fonte, certo, un articolo recente del giornalista certo. Marco Milioni, che anzi ringrazio perché mi ha fornito diversa documentazione. Ecco, senta, per quanto riguarda invece la situazione dell'inquinamento procede? Allora, la siamo... situazione dell'inquinamento certo che procede, è inarrestabile, perché purtroppo la Miteni è stata edificata a monte della ricarica delle falde, quindi per forza è un'area delicatissima dove già l'inquinamento, lo sappiamo, il primo è degli anni 70 da altre sostanze, perché le sostanze perfluoroalchiliche non erano ancora state analizzate, ecco, non venivano analizzate, ma si sa che prima c'era la Rimar Ricerche Marzotto, quindi la ex Rimar Ricerche Marzotto aveva già inquinato la falda di Almisano, la seconda più grande d'Europa in estensione, ma anche come ormai ex qualità delle acque, perché è stata completamente persa. Ecco, c'è il problema della bonifica, no? Della bonifica del sito. Esattamente, la bonifica del sito, anche questo è un grossissimo problema, perché c'è una specie di gioco a ping pong, soprattutto quando si comincia a parlare di bonifica, non solo adesso in questi ultimi anni, ma già nel 2005, che è l'anno in cui la Miteni in sostanza dice io voglio presentare un piano di bonifica, eccetera eccetera, quindi vuol dire che sapeva che stava inquinando.
ok? Quindi questi dati sono molto importanti per collegare quanto si sapeva prima, quanto non si è detto, oppure solo poche persone, e invece bisogna dirlo. E soprattutto è la Procura di Vicenza che ha una quantità di carte, perché sappiamo che c'è stato un lavoro certosino del NOE, del Nucleo Operativo Ecologico di Treviso, i quali hanno lavorato notte e giorno per avere dei risultati anche delle analisi, sono stati all'interno dell'azienda ed hanno approfondito tutta la parte dove venivano prodotti PFAS, ok? E quindi ci sono delle carte molto importanti che in questo momento Faldoni e Faldoni sono tutti in procura. Quindi la mia voce stasera è questa, unita a quella delle mamme, dei FAS, unita a tutti quelli che si sono occupati, quindi le associazioni ambientaliste, gli enti preposti, quindi è una voce grandissima che prende sempre più forza e quindi chiediamo che finalmente, non domani, ma domani che poi viene spostato tra un anno, domani veramente. Certo, cioè perché poi si rischia che il tempo... Esatto, perché il tempo veramente è diventato denaro e si sta giocando anche con la salute della popolazione dell'area contaminata. Certo. Però come è possibile bonificare una situazione di questo genere? Perché non corriamo il rischio di fare delle cose che poi sono impraticabili, inattuabili, certo. Perché noi abbiamo una falda che ha una certa profondità, che si è, diciamo, estesa nel territorio, perché sappiamo che la falda tende ad andare dalla montagna verso il mare, ha una sua percorrenza di metri ogni anno. Come facciamo a prelevare quell'acqua, bonificarla e rimetterla dentro? Perché se no rischiamo una cosa, siccome abbiamo un'esperienza ormai millenaria sull'azione dei politici che trovano il sistema per spendere i soldi senza risolvere niente. Il Mose è una docet, no? Com'è possibile? È realistica questa cosa o è una speranza? Allora, intanto bisogna dire che la falda del Misano è un sistema di falde, ok? Multifalda, quindi ci sono pozzi... Ancora più complessa. Sì, ancora più complessa. Ci sono pozzi di varia profondità, ok? E quella stabilizzata è quella più profonda, ovviamente 80-100 metri. Bonificare cosa vuol dire in questo caso? Per queste sostanze utilizzare i filtri a carbone attivo, quindi tirare su, purificare, filtrare, eccetera. Quindi non bonificare la falda, ma bonificare l'acqua che si trae fuori dalla falda. Ormai la falda è definitivamente inquinata. Allora diciamo che si parla di costi di bonifica perché non c'è solo la falda inquinata, ma noi lo abbiamo chiamato, per renderlo semplice, il famoso pastiglione, cioè un substrato, vari strati di sostanze inquinanti che non sono solo sostanze perfluoroalchiliche, perché voglio dire, la Miteni ha diversi filoni di produzione e quindi erano state trovate altre sostanze, ma il discorso è molto complesso, bisognerebbe fare una serata solo per questo, chiamando anche ingegneri e geologi. Io anzi noi siamo qua per i nostri telespettatori facciamo vi lancio questa proposta perché anche per capire cosa si può fare. Allora ve la dico perché è abbastanza recente, c'è anche chi sta studiando in modo alternativo, quindi non la classica bonifica, ma quindi ha studiato il sito, hanno capito qual è il problema e lì bisogna spostare le acque verso la roccia, verso, diciamo, Vicenza, ok? Perché queste acque non possono ancora, con la dilatazione eccetera, portare avanti la contaminazione. Quindi ci sono degli studi e sarebbe bello anche invitare chi ha redatto questo progetto. Immagino che una delle situazioni è quella di prelevare l'acqua per accelerare lo scorrimento e quindi poi ecco, diciamo proprio di allontanarla, diciamo di allontanarla in quella direzione, nella direzione proprio verso Vicenza, ma proprio con dei lavori idraulici che adesso non spetta a me dirlo perché non sono un ingegnere. È giusto per ecco, però vi posso dire che il concetto della bonifica era già partito prima, ma addirittura con uno studio, addirittura ZAI aveva proposto delle maglie molto strette
rete, quindi dei punti di analisi molto vicini. Vi faccio un esempio, avete presente la rete dei pescatori? Sì. Ecco, cerchiamo di fare una rete molto sottile per cui fermiamo le telline. In realtà che cosa è successo per spendere meno? È stata proposta la rete per i capodogli, ok? Quindi vuol dire che adesso questa rete è diventata a maglie larghissime e non ha neanche più senso perché non è efficace. Quindi vengono spesi dei soldi della collettività per fare una cosa che non serve a niente. Anche il NOE aveva spinto verso un'analisi più stretta, quindi quella che dovesse tenerci le telline, che sarebbero le no. E se si può Quella tirare più sul stretta. foulare, che no, niente paura, perché anzi, disturba il me lo tolgo. microfono e non la Ecco, sentono. me lo tolgo, perfetto. E così mi sentite? Sì, Bene. la sentono bene adesso. Sì, perché io anche mi agito per questa cosa qui, perché è dal 2013 che la seguo e ho visto una lentezza, ma una lentezza, e ci sono una marea di dati che sono fermi lì in procura, quindi io di nuovo lancio un appello al procuratore capo Cappelleri, che insomma adesso siamo arrivati al momento veramente di chiudere. Della verità. Poveretto il procuratore, ogni trasmissione lo invochiamo, voi per le popolari di Vicenza, voi per l'inquinamento, perché evidentemente disastri nella zona di Vicenza ce ne sono molti. Lo abbiamo invocato anche l'altra volta, la scorsa volta, mi ricordo. Certo. Beh, allora, sicuramente su questa cosa qui faremo una trasmissione. Adesso, siccome il tempo in televisione è tiranno, come si usa dire, allora parliamo invece dell'altra grande opera in costruzione, la Pedemontana Veneta, questa superstrada a pagamento. A dicembre apriranno i primi 10 chilometri, però parlando con la Marina Lecis abbiamo scoperto che insomma, ci sono degli inconvenienti. Cioè, insomma, potrebbe avere delle conseguenze non indifferenti. Io parlo a livello ambientale, ovviamente, perché non mi sono occupata dell'aspetto economico. È uno degli aspetti che ci interessa sapere, cioè quali conseguenze ci possono essere in questo tipo di realizzazione. Sì. Allora, questo è un intervento in trincea. Cosa vuol dire? Viene scavato, ok? Quindi non è superficiale, non è neanche sopra, quindi scavando in trincea lungo la linea sempre purtroppo della ricarica delle falde. Parliamo di trincea. Siccome la zona presenta degli aspetti collinari, invece che la strada salga e scenda, no, si taglia direttamente la collina, diciamo, e la strada passa in mezzo al terreno, cosa che succede spesso anche in altre... Poi ci sono anche le gallerie, che poi ne parleremo cosa è successo, ma non doveva essere fatta lì, perché è un punto delicatissimo dal punto di vista idrogeologico. Cosa succederà in futuro? Ma non lo dice solo la dottoressa Lecis, lo dice chi studia, ok? Quindi anche gli agronomi sono preoccupati per il dopo. Quindi quello che sarà a valle di questa strada che praticamente ha tagliato in questa direzione est-ovest il Veneto, nel punto appunto di ricarica delle falde, no? Certo, nella Pedemontana, come dice il nome. Che è la parte più delicata, visto abbiamo già la Mitene, abbiamo già parlato dell'area sempre di ricarica, ci spostiamo verso est e incontriamo questa costruzione, questa edificazione in trincea e anche in galleria. Cosa succederà? Ci sarà un problema quindi di, lo dicono soprattutto i geologi, di siccità poi a valle. Quindi, cioè questo tratto stradale impedirà alla falda di scendere verso mare, esatto, e quindi alimentare le falde che sono più a valle. Ma già siamo, e lo sappiamo, dentro nel ciclone dei cambiamenti climatici che ci portano quindi estate e inverni siccitosi ed improvvisamente piogge torrenziali che vedete che cosa fanno. Quindi in un momento meteo-climatico, ma che si sa che è difficile per tutto il pianeta, forse un po' più di attenzione per il nostro territorio ci voleva, ecco. Io non sono contro le opere, voglio precisare, perché se sono studiate bene, eccetera, e servono, è anche corretto farle. Però se abbiamo già un Veneto martoriato da diversi progetti, anche grandi opere molto costose, se abbiamo studiato, perché lo si sa, perché ci sono studi di questo che io sto dicendo, e del rischio che ci può essere in futuro, mettiamo i costi ambientali della natura che superano l'interesse invece economico di un'opera di questo tipo.
l'abbiamo visto anche adesso. Allora, lei ci sta lanciando un'altra provocazione, quindi sarà possibile fare un intervento, una trasmissione su questo argomento, cioè effettivamente questa strada è stata calcolata anche da un punto di vista geologico per non snaturare quello che è la situazione geologica della pianura padana. Ecco, questa è la domanda. Cioè, è stato pesato sufficientemente l'impatto ambientale? Devo rispondere no. Purtroppo cioè, no. non c'è un rapporto che dice, attenzione, ci sarebbero delle conseguenze sulla geologia del territorio? Certo, vi faccio un esempio, ma è storia nostra. È crollata una galleria nella zona verso il Vicentino. Quando hanno cominciato da lì si è creata anche una voragine, è venuto giù un torrente, una voragine di profondità di 30 metri, larga, ampiezza 50 metri per 50. Adesso non ricordo la località perché mi sono preparata stasera per i FAS, ma quando faremo la serata sarebbe anche opportuno proiettare l'immagine della pedemontana e magari indicare i punti critici del momento della costruzione. E non dimentichiamoci che c'è anche un punto dove c'è una discarica a cielo aperto e dove questo è stato mosso dal Movimento 5 Stelle. Ci sono stati anche dei video, delle riprese dove proprio si vede tutta la discarica. Ecco, quindi è un'opera abbastanza critica da questo punto di vista. Bene, ne parleremo sicuramente. Ecco. Ermanno, un'ultima cosa invece, allora adesso parliamo di informazione e di vaccinazioni. Sì, torna in auge il concetto della vaccinazione e soprattutto dell'informazione. Poi parleremo anche di informazione perché c'è un momento di crisi a livello politico e critica nei confronti dell'informazione, se l'informazione ci dà quelle risorse che noi abbiamo bisogno per capire la vita politica di questa nazione. Ecco, in una serie di interventi sul telegiornale della RAI è stato detto che ci sono 8 bambini che sono malati di morbillo e che quindi, tra cui un bambino dei genitori Novax, e quindi questo avrebbe provocato a catena questi 8 bambini che si sono ammalati. E io l'ho visto questo servizio, l'ho rivisto e mi sembrava un po' eccessivo come, sono d'accordo, come diciamo impatto, non è una corretta informazione. Diamo contezza che il morbillo è una malattia estremamente leggera, non è così grave, salvo che uno non abbia altre patologie per cui può diventare un aggravante. Ma normalmente il morbillo all'epoca mia, quando non c'era ancora il vaccino, lo si prendeva, lo si superava e di morti non ce n'erano. Allora, creare questa preoccupazione contro l'idea che contro un certo tipo di opinione nei confronti dei vaccini e soprattutto dare delle opinioni eccessive in questa direzione, diciamo che non è corretto, per cui riprenderemo anche questo argomento nelle prossime puntate, perché è importante capire che ci sono vaccini che sono indispensabili, ma è eccessivo ogni volta che succede che un bambino si ammala farne un casus belli. Questo è, diciamo, fuori dell'ordine e soprattutto non è corretto da un punto di vista giornalistico. Sì, sono d'accordo. Posso fare un appunto? Come medici ISDE sarebbe interessante magari coinvolgere qualche medico, appunto io non sono medico anche se sono vicepresidente ma mi occupo di ambiente, perché è corretto appunto che sia un medico, e magari avere anche 2 posizioni in modo che si possa approfondire. Ad esempio quello che io ho sentito dagli incontri loro e che ho capito, il problema è in realtà vaccinare questi bambini troppo piccoli, bombardarli di tante vaccinazioni tutte assieme, perché da noi non succedeva. Da noi qui ci sono varie posizioni sui vaccini che sono contrastanti. Diciamo che è poco conosciuto il problema, anche nell'ambito medico. E quindi si fa di tutto erba un fascio, e che non è positivo.
È vero che noi siamo in contatto continuo con milioni di batteri e quindi il nostro corpo è sollecitato costantemente a creare anticorpi e quindi nei confronti di antigeni che noi ingoiamo, per esempio con il cibo. E quindi, però naturalmente il tipo di contatto che avviene nello stomaco non è lo stesso contatto che avviene invece attraverso un'iniezione e soprattutto un'iniezione intramuscolare per la maggior parte dei casi e di conseguenza e soprattutto sono gli adiuvanti che sono quelli che creano, diciamo, solleticano l'organismo a creare anticorpi e quindi facilitano la creazione di anticorpi. Il problema è che sono adiuvanti che possono essere pericolosi per l'organismo, tipo l'alluminio e altre sostanze che poi entrano nel nostro e non vengono più espulse per la maggior parte dei casi e quindi guarisco da una parte ma posso creare dei danni dall'altra e questo io ho sempre suggerito che le case farmaceutiche dovrebbero anche creare dei sistemi di controllo e questo sarebbe anche un business peraltro, no? Non è che vogliamo privare la gente dei vaccini per vedere se i bambini che vengono vaccinati o le persone che vengono vaccinate sono reattive positivamente o negativamente nei confronti del vaccino e questo è importante perché non posso tentare di guarire una persona invece danneggiarla anche se questa percentuale è molto bassa, ma appunto siccome si fa un servizio su 8 bambini che si sono ammalati di morbillo altrettanto bisognerebbe che l'informazione seguisse le cause principali, i danni che può creare il vaccino stesso. Ecco. Certo. Bene, dobbiamo fermarci qua. Abbiamo 3 trasmissioni a questo punto in sospeso, quale rimandiamo poi. Bene. Appunto ci promettiamo di riaverla ospite, perlomeno per quanto riguarda l'inquinamento da PFAS e la pedemontana. Grazie Marina Lecis per essere stata con noi. Grazie a voi. Adesso un attimo di pubblicità, ma torniamo subito e parleremo dunque di chi ha paura della stampa libera, di quello appunto che è successo in questi ultimi giorni, dove appunto l'informazione ha avuto il dito puntato contro. A tra poco.